Il meeting di Rimini rappresenta una delle più significative, durature e imponenti manifestazioni culturali presenti oggi in Italia, ma penso anche in Europa. Ha numerosissime edizioni, mi ricordo la prima edizione, io ero un ragazzino delle superiori e oggi ho 59 anni e sono qui con mia moglie, sono venuti i miei figli e quindi la mia vita è stata un po' cadenzata anche da questi eventi culturali estivi che hanno fornito poi materiale, stimoli e relazioni che sono state fondamentali un po' per tutta la mia vita. La Compagnia delle Opere è un socio fondatore del Meeting di Rimini e rappresenta una realtà di imprese, opere, associazioni profit e no profit che, come dice il nome stesso, Compagnia delle Opere, riconosce la relazione come elemento fondamentale per affrontare assieme oggi il mondo del lavoro e la realtà e identifica il proprio lavoro come un'opera, quindi mettendo assieme il valore delle relazioni e una consapevolezza del lavoro come opera, ne viene fuori una ricchezza di capacità operativa ma anche un contenuto ideale che è quello che poi ognuno di noi ricerca in fondo in tutte le cose che fa, anche nel lavoro. Quest'anno il meeting mette a tema l'amicizia, identificando l'esistenza come un'amicizia inesauribile. Il punto sorgivo dell'amicizia è il riconoscimento della realtà come un dato, quindi qualcuno ce l'ha data, quindi c'è un'amicizia alla base della vita di ciascuno di noi e di tutta la realtà. Il meeting, partendo da questa considerazione di fondo, sviluppa questo tema nell'arte, nelle scienze, nella politica, nella letteratura, negli aspetti sociali, educativi, perché oggi, tantissimo oggi, abbiamo bisogno di riscoprire questo termine, perché come tante parole è una parola che rischia di perdere il significato o di diventare ovvia, mentre la parola amico, la parola amicizia ha un contenuto fondamentale che sostiene la vita di ciascuno di noi.